comunista in piazza contro le mafie e contro gli appalti truccati, contro la borghesia mafiosa che gestisce decine di milioni di soldi pubblici anche a Cosenza. È ora di dire basta, è ora di fare chiarezza, è ora di fare luce, è ora che emergano le responsabilità politiche per una vicenda che coinvolge livelli insospettabili della borghesia di questa città. A Piazza Bilotti, come in altre, se non sbaglio, 34 opere in Calabria, abbiamo scoperto che dietro un pezzo di borghesia ci sono gli interessi diretti dell''ndrangheta. Questo perché c'è un sistema con gli appalti che è criminogeno e che scarica tra l'altro sui lavoratori gran parte poi dei costi e diciamo dei tagli, come sulla qualità dei lavori. È per questo che tra l'altro chiediamo che siano verificata la qualità dei lavori fatti dall'azienda Barbieri, ma soprattutto chiediamo di cambiare il sistema degli appalti. Per questo sosterremo il referendum promosso dalla CGIL Primavera assieme alla necessaria abolizione dei voucher, perché sono due pezzi di un complesso di norme che rende il lavoro più precario e costruisce anche un ambito in cui è più facile per le mafie investire e guadagnare. Questa è una piazza costruita con un investimento pubblico di circa 16 milioni di euro e noi riteniamo che i cosentini debbano cominciare ad alzare la testa, a ribellarsi a questo sistema che garantisce solo a pochissimi di arricchirsi, peraltro lucrando su fondi pubblici. Ci saranno due referendum, uno di questi è proprio sugli appalti, per provare a reintrodurre nell'ordinamento italiano norme che garantiscano tutele e garanzie ai lavoratori che si trovano, diciamo, impelagati, come è successo nell'appalto di Piazza Bilotti, anche in situazioni drammatiche di mancato pagamento dei salari. È paradossale che in questa città si chieda a gran voce il certificato antimafia alle cooperative fatte di persone che provano a reinserirsi, fatte di persone che ogni giorno lavorano in condizioni terribili, con salari da fame, e invece i grandi imprenditori con gare d'appalto fallocche dove partecipa una sola azienda possono fare quello che vogliono.